Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, Pro Evolution Soccer 2016 Demo. Proviamolo, sono le 2 della notte e voglio... Oh, piove. Potrebbe essere ambientata la pagina solo casuale e vediamo un po' la grafica su PlayStation. Vediamo un po' come è migliorato il gioco. Roma-Juventus, ho messo la Roma. Chiaramente le rose non sono ancora aggiornate. E ci sono le gocce d'acqua sulla telecamera, molto bello. Comunque già il colpo d'occhio è notevole delle grafiche. Sì. Molto meglio chiaramente rispetto alla versione PC perché era un po' castrata nel 2015, se vediamo sul 2016 è uguale, se no lo prenderò per play, visto che adesso hanno messo il file aggiornamento, anche il file opzioni anche per le console. Sì, il colpo d'occhio è veramente notevole, mamma mia che grafica. Vai. Andiamo. Vediamo un po'. Da quello che ho capito su PS c'è anche il meteo dinamico che passa da pioggia, sole, robe così, però non so se c'è ancora su queste demo onestamente. E vediamo un po'. Messo livello campione, quindi non superstar, il penultimo, visto che la prima partita con un nuovo gioco, magari non mettiamo proprio livello massimo. Attenzione Vidal, Arturo, Morata. Bene, direi che abbiamo visto bene. Gol di Moratore. Siamo partiti abbastanza di merda ufficiale. Comunque la grafica devo dire che è veramente devastante. Grafica molto bella, molto migliorata per l'anno scorso. Chiaramente le nostre giornate ci saranno al day one, sarà la patch del day one, dove del day one, come si suol dire, dove sarà tutto quanto sistemato, insomma. Con Vidal al Bayern Monaco e tutti gli acquisti, insomma, Totti. Vai Botto, Erto Botto. Vai Totti, vai Cecco. Vai Cecco. Grandissimo Cecco. Cecco. Ah, lascia il cross a Cecco. Noi pressiamo di bravo Raja. Nainggolan! Dai, poi un'altra giocabilità, ragazzi, cioè, veramente sto facendo proprio la primissima partita, ragazzi, con voi e la giocabilità mi sembra migliorata ancora, sono ancora meglio rispetto al 15 che già a mio avviso è un gran gioco, penso che se tanti non piace, tanti sì, tanti no, però io se piace FIFA non può piacere anche PES, perché se sto FIFA qua 15 è stata una cosa deprimente, purtroppo. Insomma sono due giochi da avere, cioè se lo mettiamo al calcio per poi essere tutti per FIFA, magari per l'online, per Ultimate Team, è quello che volete. PES secondo me diventa un mito, e per la grafica, perché secondo me la grafica di PES è superiore a quella di FIFA. Ho giocato abbastanza in merda però. Occhio. Mamma mia cosa ho rischiato. Quel colpo d'occhio è veramente devastante, Simbolo il colosso. Non è che li messo nostri. Cazzo dai. Svegliamoci però. Occhio. Grandissimo Santos. Olex. Bene, cerchiamo di recuperare. Buon lancio e recupera molto bene il gioco. Non ci siamo. Dai però. Anche la palla mi sembra che si ferma con la pioggia, perché di solito era solo diciamo a livello grafico ma non della giocabilità. Stavolta mi sembra che la palla si rallenta con la pioggia. Questa piccola impressione. Pjanic. Dai Pjanic.
Preferivano puntarci, La Juve in vantaggio 1-0 con il gol di Morata ai primi minuti. Porco di Morata, maledetto. Seconda frazione. Poi come squadra hanno messo Bayern, Roma, Juve, Palmeiras. Poi non ho visto le altre, perché però ci sono anche altre. Vedo anche altre squadre. Totti! La giocabilità è veramente stupenda, nel senso gradevolissima e divertente. Attenzione, Morata. Grazie. Morata finisce. Meno male che non gioco così la carriera col Leeds, perché se no sarei ultimo a 0 punti. Poi mi stanno massacrando, Ricordo che il livello è campione. Arturo Perez. E anche i movimenti dei giocatori mi sembrano molto più fluidi rispetto a una volta, che magari erano un po' più robotici. Ma no, bene, comunque. Se questa è una versione anche non finale, chiaramente PES promette molto bene. Totti, Gervinho. Vai Gervi, il Gervi si invola. Gervinho! Peccato. Totti. No, Pjanic, scusate, Pjanic. Cioè, anche i portieri comunque che ho sentito che erano abbastanza buggati, a me non sembrano buggati, se c'è finale. Bisogna capire poi il problema dei pallonetti, che su 15 segnavi tanto facilmente sul pallonetto. Non sto giocando neanche, cioè nel senso, le mie azioni le ho anche fatte, solo che c'ho Morata a punta. Totti. Vai Francesco. Ah, peccato. Dai, sveglia però. Niente. Non mi danno neanche la soddisfazione di un gol. Comunque fai scaricare, sto giocando su PlayStation 4, scaricate la demo e secondo me c'è la soddisfazione da parte di tanta gente di vedere PES che sta tornando realmente un gioco che ci ha accompagnato, soprattutto quelli della mia generazione. Quante ore su PES. Bellissimo, peccato. 80°. Cioè veramente più fluido il gioco, è veramente più fluido. No ragazzi, cioè, non si può dire che è brutto quest'anno. Già secondo me quello dell'altro anno, cioè, era molto bello, ma questo veramente si lascia vedere. Veramente è il primissimo video che faccio, la prima impressione, però l'impressione di solito è proprio più alta. Quantomeno quella più importante. Occhio. 89esimo. Totti lascia scorrere. Totti la recupera molto bene. Questo è già abbastanza di merda. Buono raga, finisce 2-0 per la Juve. È proprio il super primo video. Faremo altri video. Impressioni, come avete potuto capire, sono molto positive. E ragazzi, la grafica è veramente tanta roba, a mio modesto parere. Raga, sono come bene. Grazie. Ciao!